Questa vaina è fatta con s'aggiudu della Regione Autonoma de Sardigna, in prentas 2024-2025, lei della Regione 22 del 2018. Beniasa e beniuso e gustato venuto poca bogi. Siamo andata in lingua sarda, capole di donare bogi e logo a chi ne ha di sciavarau de bivi, traballai e frinca in Sardegna. Si che è tutto viaggio nostro in comune su viticus dessa Sardegna, ca guerra antavo non sparessi. In su corugi tiu de sisula, tu adi logos, ca parentisi dausu in su tempus. Puntis custrojas in intro, vada portas a pagus cannottas. In noi, sinzidu prusumannu, non est su turismu a muttonisi, ma su buidu, l'assau de chi ni s'indandada. Est in cui ca se usa imbatti, in dunu drettu cadi per toccau is comunidadis de su Melogu e de sa Bravagia, de sa Marmilla Arta e de su Barigado. Corrazzus de s'isula, in noi su fuellu di sisterru est finzas troppu fittianu. In Borutta, vedi da pittica de su Melogu sa memoria storica con is attrivitus po sa cultura, ca gica de torrai sa bogi e sa mostu a un luogo ca deni di meda de contai, per su aggiossu in Seullu, in su coru de sa prapagia de Seullu, luogo ca esti cannottu po sa longaria stravanada de sa vita dei moradoris issusu. In monti si fa inti de sfundu e sperimentus de economia, de comunidadi e a cattosidadi ca camminata bello. Baini in sa costera a oriente de sa Marmilla Arta castiada a su rinascimento, tra i su progettus ca capianta sa creatividadi dei giovunus con sa massarizia ca faita da sostenni. Ula e Aido Maiore, in su Barigadu, si incraranta in is costeras aghettas de su lagu Amodeo. Logus ca tenenti natura gallana in nuis comunidadis de inguni torranta a gattai sa vrozza de su traballai in pari e sa coscienzia d'essi una bidda po donai un sentidu onu a su sceveru d'essi a barrausu. Custus comunus non si frimanta sa resistenzia, s'attrivinti, esperimentanta, fainti. E a fatteriendu, s'ammostranta ca finzas in il logus prospitticus podi di nasci una bidea de benidori, ca rescidi sa reginis in sa terra, in iscontus e in is accappius intra hominis e feminas, ca lassanta galu alluttas e lugis in i domus e in i vias pitticheddas. Borutta è un centro nel cuore del Melogu che conta da 250 abitanti ed è in fase di perdita di abitanti sempre più. Infatti noi siamo passati in 20 anni, in 30 anni siamo praticamente dimezzati la popolazione. Non è mai stata una idamanna, però un numero così basso di abitanti non si vede mai. Nell'ultimo anno, 2024, abbiamo sappido un saldo positivo, cioè abbiamo sappido un +2 tra nuovi nati e morti. E questa cosa non fa che sperare bene per il futuro. Nell'anno che Occanno pure è incominciato su modo mezzo, è nascita poi da 15 anni una visetta e abbiamo sappido in più un trasferimento di residenza che ha dato, insomma, siamo già a +2 abitanti a incomincia adesso 2025, quindi siamo contenti e speriamo che questo andamento possa essere sempre più forte.
Siamo stata la prima idea che ha fatto una comunità energetica. A quell'epoca non esisteva questo nome ancora. Noi abbiamo ideato di dare energia gratuitamente alla popolazione con una pala eolica. Una pala eolica di 1000 kW a 70 metri da collocare su Monte de Pelau. Questi su 2002, però poi è successo che tra questo progetto 2002 presentato alla Regione su 2002 che hanno energia veniva pagata dai Senel a 0,27 centesimi e sul momento invece in cui è stato approvato sul progetto dalla Regione che sono passati 6 anni. In questo 6 anni purtroppo su incentivo per la produzione di energia è passato da 26 centesimi a 0,00 e quindi questa cosa non ha reso più possibile continuare con questa pala eolica. Abbiamo poi ideato un sistema diverso che è stato questo di realizzare impianti fotovoltaici. Quindi abbiamo dai prima reso indipendente tutta la struttura pubblica, quindi su comune, su biblioteca, su asilo, scuole elementari, su campo di calcio, su illuminazione pubblica, su campo di calcetto, sala teatro, abbiamo fatto 2 ristoranti che sono autosufficienti energeticamente e questo l'abbiamo fatto realizzando una linea intelligente che unisce tutta questa struttura. Quindi utilizzo l'energia che mi serve di struttura che sono in pittenna in questo momento. Abbiamo finza creato un sistema di accumulo con batterie e quindi questa energia prodotta può essere utilizzata fino a de notte. Siamo poi fattene un sistema di produzione di energia per la popolazione. Bisogna come due possibilità di finanziamento a Bellas, una regionale e una statale, e quindi siamo ai settenni solo di comprendere quale delle due resessiamo a ottenere e gai procediamo. Realizziamo una comunità di 800 kW che è in grado di dare tutta l'energia alla popolazione, l'energia di cui chi serve, ecco, chi serve alla popolazione. Contiamo in 3 anni di concludere questo procedimento. Sul fenomeno del spopolamento è un problema mega complesso, perché per me è più un problema culturale che non economico. Oramai in Sardegna non si fa più figli, la percentuale dei figli in Sardegna è ai minimi europei, perché siamo a 0,9 figli a coppia, contro il 2,2 di Franza, che ha adottato invece misure incentivanti. Però in Sardegna ancora non si riesce a dare una risposta positiva, nonostante vi sia una misura davvero interessante, perché come può narrare a un nuovo nato è dato un contributo di circa 600 euro a un nuovo nato e al secondo nato di 800 euro, che è una cifra veramente importante. Quindi speriamo però che tutte queste cose un pare possano davvero avere effetto positivo per questo fenomeno, perché la Sardegna è destinata in questo modo a diventare una regione di ezzo e a dimezzare la popolazione in poco tempo. Abbiamo 2 progetti interessanti avviati. Uno è la realizzazione di 8 alloggi della massima classe energetica, alloggi di grandissima qualità, che noi abbiamo a dare a coppie giovani che decidono di abitare la nostra idda. Ad essere un bando nazionale, poiché noi non chiediamo che sia una misura sociale, cioè può essere pure sociale, però noi chiediamo che la gente che viene ad abitare in noi che sia motivata. Di davvero che fa da cambiare vita, passare magari da una grande città e abitare in un
centro rurale e speriamo che possa dare un successo questa misura. Poi siamo fatti parallelamente un'altra misura di altre 6 alloggi, che questo pure daremo a dare a giovani coppie, e per che fare arrivare a Boruta battorli coppia giovane, magari con 2 figli a testa, a coppia, può davvero risolvere tutto il problema nostro. Ecco. E noi siamo sul centro intanto del Sumelogo, quindi siamo a 2 chilometri, tutto la vita, noi abbiamo altri servizi, buonare chiese, questa scuola, così pedale, ufficio pubblico, no? E poi in più siamo vicino a Tattari, a 20 km, a 20 minuti, ma siamo vicino a tutto due aeroporti di Alghero e di Olbia, a 40 minuti di Dempus. Siamo insomma a 40 minuti da Isumare, quindi sa 131 è a 8 km, quindi siamo collegati bene da questo punto di vista. Quindi speriamo che la nostra idea possa resistere davvero a cambiare questo andamento demografico. Ecco. San Pietro di Sorres è un monumento, è stato classificato tra i monumenti nazionali fin dal 1898 ed è come accanto alla cattedrale di Santo Pietro è un monastero benedettino, occanno è sul 70° anniversario dell'arrivo del suo padre. Noi con suo padre siamo in un rapporto proprio sinergico, si narra in italiano, e quindi faremo tantissima iniziativa su un pare, in questa dia Fimis in Milano i Sabit, Borsa Italiana del Turismo, può promuovere il turismo religioso dell'Abbazia Benedettina di Santo Pietro. Abbiamo circa 70 posti letto, l'abbazia offre di accoglienza, ristoro a chi è bannata, con un pregio che è altamente competitivo, è una forma di turismo che si narra da esperienziale, poiché chi è andato a Santo Pietro una volta non lo dimentica più, ecco, è un'esperienza diversa rispetto ad andare in qualsiasi altro albergo o hotel. Santo Pietro è su fiore all'occhiello della nostra idea e facciamo tanta manifestazione legata a Santo Pietro, la più importante è la Bastida di Sorres, che è una rievocazione storica della battaglia combattita tra aragonesi e sardi, 7 battaglie sono state e noi la revochiamo su 8 anni e la Bastida di Sorres è diventata è considerata tra le 15 rievocazioni storiche più importanti d'Italia dal Ministero della Cultura. Seulu s'arriccidi con su calori de s'antica amicanzia sua, imbodigendisindu un abbraccio sincero. In noi, intra dei montisi de sa patti bascia de sa Barbaggia, in su coro de su parco de su Gennargentu, s'ospitalità no esti una formula turistica. Esti un gesto naturale, istintivo, che rende di ogni visita, finza a sa pro cruzza, un'esperienza vonduta e memorabili. Passillendi mesa rucas amudas e allichidias, intra i domus in pedra e i murales chi contanta de vita e de resistenza, s'afferrada unu sentidu votti. Cussu de essi arricciusu, non scetti accogliusu. Appustisi de un adì in Seulo, avarra da imprimida un'umanità genuina, sa gana de sa genti de si contai, de ascuttai, de comparziri su sentidu vungudu de s'appartenenzia. In noi c'è st'orgoglio di ammostrare una bidda che dona da attenzione con fiereza a sa storia dei settottu, a tradizionisi e a s'identidadi. Sa natura a furiu de Seulu esti spantosa e aspra, commenti meda ottasa a contessidi in il logo su in noi su tempusu barri di sessi frimmau. Su territoriu è ricco de padentisi, montisi, benasa, canyon e spendulasa,
commenti a sa spendula famata de su stampu e su durrunu, chi s'agatta dentro unu gutturu de Monti Birdi. Logus scrappedausu de su bentu e de s'acqua. In noi Dogna Furrinconi conta da una storia chi curri di meisannusu intra de somini e sa natura, chi ancora oi e bivia con rispetto. Ma Seulu è finzasa unu logu de primausu, esti unu dei comunus de sa Blue Zone sarda, uno dei 5 logus de su mundu in cui s'agatta da una longevidade spantosa in sa gente chi doi bividi. Un fatto che non esti scetti a ina di studi scientifici e di attenzioni internazionali, ma che fu da dessa qualità di dessa vita, dessa maniera de papai, dessa cappiu con sa terra, de su sentido votti dessa comunidadi. In noi si bividi po meta tempus e si bividi bene, e questa longevidade esti su sprigu de una maniera de vita che aguantada, chi s'amparada, chi esti scioperata ad ogni addiri de chini ad decidiu de abarrai o de torrai. In Seulu s'alenada un'energia muta ma poderosa. Questa de una comunità che non si lascia vinci. I giovani traballano accostau dei sbeccius, accappiausu de una maniera de biri votti meda. Pottaia innanti si impari, unu benidori in armonia con s'ambienti e con sa genti. Messarizia de qualitadi, allevamento sostenibili, produzioni tipicas acumente assumelli, su casu, sollu de olia e is erbas officinalisi, funtiscetti uno scantu de smellus cosas de su territoriu. In noi si traballa da con passione e con cura, pensando a un turismo che anda da apellu, a vistu, fatto de accappius autenticus e non de numerus. A chi ni cicca da un luogo in noi andai a apellu, in noi su tempus torra da essi un alleau e no un nemicu, Seulu donada una risposta grara. Non esti una bidda perfetta, is collegamentus non funti sempre facili, i servizius meda ottas funti pagus, ma esti una bidda che non adi mai perdiu i valori de sa comunidadi. E forse è proprio in questa verità che s'agatta da sa ricchezza sua brumanna. Seulu ha di scioperau de grei in su benidori senza desiscaresci de su passau, de donai a sa visiteri un'esperienza che intrada a intru de s'anima, fatta de miratas aberteras e de tradizionis chi bivinti. Unu logu in cui si beni di po' curiosidadi, ma si torrada po' affettu, poita Seulu e Berusu si bividi beni. Questa bidda che in noi fa di 260 abitanti, sì. La popolazione è cavata a meta, poiché in su 70, in su 60 abbiamo su più di 600, quasi 700. Poi c'è stata una migrazione importante in meta che ha portato a Bellavelo, Sabida, a si ridurre a 260 abitanti. Il numero si innanta che questa bidda avrà 20 anni, 25 anni, non due più. Io penso che le cose sono andate un pachetto diversamente, poiché su de bivi in questo luogo è una cosa che uno scevera da poiché di prasci stili di vita differenti rispetto a su che poi adesso vivi in due città. Certamente vivi in due vita in Pittia che meta volta è stato atteso del suo traballo, porta da dei svantaggi su Narauso, il trasporto, la sanità, però di voi una cosa bella pure che manca in due città di uno non tiene, quindi la tranquillità, il locus, sa gente e il contatto su quotidiano con sa gente che manca in due città di nord-est. La cosa importante penso che sia da si rendi conto chi governa da sa regione, in suo stato, che questo luogo non può non deve morire. Perché questo luogo, questa vita sa morire, poi io penso che poco tempo dopo iniziano a morire i cittadini, iniziano a morire la Sardegna pure, perché la Sardegna non la potevo pensare come un luogo in cui la gente è tutta un castello, in Sassari, in poco in Stasi, in Nuoro, in Olbia.
e sa vini dessa terra nostra, e sa vini de tradizioni nostre, le tradizioni funti i depositari delle tradizioni funti spesso funti nei vidas, il logo su dessa cultura spesso funti nei vidas, l'archeologia esti in questa vidas, e sa produzione agricola pure in questa vidas, questa cosa che prima noi non ma in noi questa cosa va pai, si va in noi, si va in questa vidas, chi non tocca andare da betti tutto con i navi, con i aerei, ma una società non può vivere o pensare di vivere mettendo tutto de forza. Quindi o iniziamo a pensare a commenti risolve questo problema del spopolamento, che noi i problemi antessi in noi sicuramente nei prossimi anni, però io penso che hanno tanti problemi in noi 2 gente da pure. Tu devi un momento in cui uno possa scegliere deve vivere in due vite, poi i vantaggi funti in a essi importanti. Devo donare chiaramente, tu devi un vantaggio economico puro. Poi in noi, non funti manco nascendo di più, nasci due più a sanno. Quindi il problema in su 60, su 70, nascianta 10, 15, 20 pipius. E questo pipius punti diventare umano, se andare a vivere a Milano, se andare a vivere a Torino, se andare a vivere potrà ballo in altro luogo. Noi teniamo un altro problema, che non di nasciti. E quindi srebiti chi ben già all'incuno che magari a vivere e vivendo in città e devi scioperai, devi vivere in noi, vuoi mancare sul stato di vai do sgravio dei stassa, e quindi questo porta ad un vantaggio che vuoi compensare i svantaggi se devi mancare in noi figli che devi viaggiare per studiare. E poi naturalmente è importante che non si siga da punti bocchendendo di tutto. Trasporto non funziona bene, si strada funti arrogata e la sanità non c'è. E quindi questo funti 3 cose importanti. E poi funti vadendo di sa vibra, quindi questa cosa di sa vibra per esempio se risolvendi, sa vibra che si evita, che fa il lavoro a distanza. Questa è una cosa importante, però poi si eviti a mantenere il servizio di base e questo non basta ancora, e si eviti che hanno 4 ricette che può essere usare un'estate, un vantaggio economico che vuoi di votare una persona a noi, ok, posso andare, come dopo no in inglese, a viva Villa Verde, poi che mi conviene, inizia da mi conviene. Il mese sono 260, 2024 circa 260, Viausu, esprimo su adesso 91-92, 91-92 su Viausu 540 mi pare. Su 60, 55, 60 siamo stati su più di 600, su K700. E poi io ho questo, ho che da 700 a 260, ho che da 3 domus su noi, 2 funti buidas. De questa 2, a sommancuna è quasi arruendente. Poi che non ci pronemos. I figli funti in altro luogo, ma che non rientra e quindi succede che i domo puro abbandonata poi andata andare a ruia per l'avello. Questo è un altro problema. È un problema che vedi chi ha tenuto più abitanti prima, o comunque tenia da 400 e poi dai 300. Certo ha perduto su proprio, però comunque la maggior parte dei domi sono ancora con gente con gente a intro. Invece questo è un altro problema, quindi tu vai sul giro della vita, dove un vigiaus interos, vigiaus che non ce n'è. Questa cosa che hanno fatto là è una cosa intelligente, sicuramente, però non penso che possa essere replicata in ogni luogo. E poi tocca da vingui pure con i anni che questa gente parla, io vivo in loco su me, che questa gente arriva da parla da un anno, parla 2 anni, e poi si andando. E poi un'altra cosa, a noi non si scrive anziani, a noi non si scrive gente di questa età mia, io ho 52 anni, a noi si scrive gente, famiglia, gente che dei 25, 30 anni, che poi fai in noi la famiglia, fai i figli, e avvarrà in noi. Poi una persona che ha 60 anni, 70 anni, che vedi dove io sono proprio, però,
andando narauso in due momenti della vita che non è tutto il commento a famiglia, cioè che io salvare vite, c'è scelto un sistema, decidi, de fare lo sforzo e de ben abivi a noi. De ben abivi a Villavera, de ben abivi in Marmilla, de ben abivi in qualunque, in altro luogo pure del centro Sardegna e delle zone interne. Poi che secondo me si vuoi vivi, si vive bene e su stile di vita penso che sia un buon stile di vita e c'è gente buona. Ula esti un luogo pitticco, ricco di memoria, natura e identidadi, in su goru de sa Sardegna. Sagatta in su territorio storico de su Barigau, a su costado de sa Riu Tirsu, su frumini più lungo de s'isola, posto in un luogo naturale in cui sagatta da sa pedra vulcanica de sa Drachitte. Su nome su esti antico, Ula, commenti beni la nau vinzasa a su 1870, e scetti appustisi via da stetio acciuntu Tirso, proprio possa più voti con su frumini. In noi sa natura esti espressara grazie a sa forza e a sa bellezza dei logusu, montigiusu, arroccasa, costerasa, baddisi. In ogni arrenconi ci vunti bisurasa spantosasa che si sperdinti in su paesaggio e chiamainanta con sa bellezza in soru totu i sa bisiterisi. In noi sa preistoria, sa storia dei romanusu e de su medioevo, sa gattanta in una chistione intra de su passau e de su tempusu de oi, a manera che bene rigana de scoperri sa storia de un luogo a ricco de contusu. In su centro storico de sa bidda ci vunti scresias de Santa Cruci e de Santa Clara, ma pure sa Brummanna, custa de Sant'Andria, costruita in su de 17 secoli in pedra de Trachitte, fatta a manera gotico-aragonesa, chi conta da decando sa fidi e sa comunidadi fiant a sa patti prusu de importu po sa genti de noi. Un altro signo de importu in Ula esti sa diga de Santa Clara, costruita in su 1923, de noi e nasciu puru sul lago Omodeu, chi via da in gussus annus su bacino artificiali brummannu d'Europa. Un traballo malnumeda chi ha dissigniau un tempo de tramutatura e industrializzazione. Difatti in noi è arrivata la prima volta s'energia elettrica in Sardegna. Oi, su vicinau di San Parau de Santa Clara, con domus da ruttasa e modesa, parridi un luogo senza tempusu. Un luogo che potete essi scropetto d'orra e avvalorau come una ricchezza turistica del suo territorio. Manché ci sia da stetti un impaghimento de genti, oi ci vunti 500 bividorisi, Ula alloga da uno spirito autentico, fatto de vita che anda da innantisi a bello, de arrelattasa e de amori pois arreginisi de chini bividi in noi. In Ula non si gurridi, si bividi. Su zilleri de sa bidda esti su centro de su mundu, un luogo de attopio in cui si vueddada, s'ascuttada, s'arriri, in cui s'agattata su sentito de sa comunidadi. Passillendi intra de spassatrociusu chi gurrinti accanto de su lago e torrant a ziai a sa bidda, seus accompaggiausu de su vragu bellu de su Murdegu e de Carigioi, e de tutti i colorisi de sa mancia mediterranea. Ula esti un luogo in cui sa storia, sa natura e sa comunidadi si pone in timpari po contare una vita de resistenza e spera. Una bidda che arrennescidi a andare innantisi grazie a sa gente che ci credi. Un esempio di una Sardegna che esti pronta a portare innantisi una maniera nuova de scoperri il logusu che ollinti torrai a nasci. Di Maiore fummo in 30, triballando in Ossana. Fu una bella forza per sul periodo, che purtroppo venne a mancare quando hanno stato il stabilimento, che non sono risultati, non hanno cresciuto, come narrare, non hanno cresciuto per studiare il sistema arnoso, per gli trasporto del triballo e fare industria arnosa, mancare con tecnologie più avanzate e per spago inquinante, per poter attuare sul territorio e andare triballo a tutta la vita nostra, cosa che come viene a mancare e che in parte è causando senza scusto il spopolamento della vita più piccole. Ma tocca da narrare che vinta la vita armana
hanno perso metà abitanti in questo periodo. Per esempio, l'Arside, che in 20.000 abitanti scalava a battere due, in su giro di anni. E si dice così, tra 150 anni il bilancio sicuro, secondo gli studi di questo scienziati, tra virgolette, bilancio sicuro quindi ad essere inesistente, che adesso è una idea spopolata. È una idea come questa nostra, che è nata da 30 stipendi, a corpo di 1.500 o 1.700 euro di stipendio, ogni mese in cassa da 40 che manta 1.000 euro di denari fresco che si univano in circolazione in saida e tutto, fino a quando chi ha negozio, perché poi finché sul negozio non serrao, con questo avvento del supermarket come si narrano. E prima barriano in bida e tutto questi denari, come invece andare direttamente a Tirolo. E intanto questi 50.000 euro sul mese mancano. E sul figlio dello operaio, devo un esempio mio, sono venuto fuori a triballare, due in Olbia e una in Castello, che sul triballo che fa in Issa, sono 3 spizzocche, e noi non chiesto e non dà supporto per poter fare triballare. E come ti capita da fizzarmia, capita a tutti i giovanotto, i giovani di Saida, cliccano sul triballo in una bestia che in vita la sofferta mancata. Questo triballo è questa fonte che realizza questa positività in una isla della popolazione, di imparare a vivere in questa isla. E altro sistema, se non si triballano, che andate e te dicono voi, sono giovani, quando morimmo noi, senza triballare e senza nulla, non si può costruire manco un futuro che non tiene risorse finanziarie per fare. Poco stato più pure usa cabau, grazie a cosa di si dovrà sapere se ci taglieni quando non più nudo poco a voce. Chi commette sempre, si vuole segnalare eventi, fatti o acconti che pensai si possano essere da cavallo ad uso scontai, scriviano a lettera su vogabogi.tv sicuro gmail.com, poi taseu sui noi bruschi altro, poi intendi sa bogi da vosatros.